Buon pomeriggio a tutti e buon lunedì amici di Io Compro Siciliano. Salve da Cristina Ruffino, buon inizio di settimana, siamo a lunedì, si comincia alla grande. Come è andato il vostro weekend? Spero benissimo. Noi il lunedì ci ritroviamo, ovviamente qui come capita del resto tutti i giorni, da lunedì sino al venerdì siamo pronti e con pomeriggio special dalle 18 alle 18:30. Anche oggi abbiamo mezz'ora di tempo e oggi, come ogni lunedì che si rispetti, appuntamento con la cucina dei ricordi. Non sono sola, ma il lunedì c'è ovviamente il nostro chef Mariano Carbonetti che è già pronto per entrare nel vivo del nostro appuntamento. Ciao Mariano! Ciao Cristina, buonasera a tutti e buon lunedì. Stavolta non sbaglio perché il lunedì è la nostra giornata, hai visto? Come stai Mariano? Benissimo, benissimo, sono contentissimo intanto per quella cosa del quiz che queste settimane abbiamo distrutto veramente ogni Sì. aspettativa. Ci sono stati più di 1200 contatti per il quiz di giovedì, adesso partiremo di nuovo alla grande, va benissimo. Sono Ok. felicissimo e andiamo, dai. Allora andiamo anche perché oggi, tra le tante province di cui ci occupiamo dentro questo nostro viaggio, oggi c'è la provincia di Trapani, perché entrambi i nostri ospiti sono proprio della provincia di Trapani. Perfetto. Io direi Ascolta, subito, Cristina, vai. volevo solo una cosa, siccome noi ti ricordi, abbiamo sempre fatto un piccolo preambolo, abbiamo parlato un attimino dal punto di vista storico della città, ma visto che abbiamo finito, concluso il nostro giro, mi piace soltanto, come dire, focalizzare l'attenzione su alcuni punti. Vai. Sono due punti che voglio focalizzare stasera e sono uno, quello che è Drepanon, l'antico nome greco della città di Trapani. Dal punto di vista della fondazione siamo attorno all'anno 1000 avanti Cristo, 1184. E il secondo punto fondamentale per lo sviluppo culturale enogastronomico della città di Trapani è l'827-840, quando in Sicilia spuntano i dominatori arabi. Che cosa ci portano gli arabi? Tantissime innovazioni, tantissime con la conoscenza di tantissimi ingredienti, elementi che noi ritroviamo nella nostra gastronomia, ma in maniera particolare ci insegnano l'utilizzo delle tonnare. E proprio stasera con i nostri ospiti che adesso tu presenterai tratteremo questo importante punto di vista culturale. Vai Cristina. Esatto, grande Carbonetti. Allora, facciamo entrare subito il nostro primo ospite di oggi pomeriggio. Si chiama Peppe Giuffrè, originario di Erice, in provincia di Trapani, grande chef appassionato di cucina tradizionale siciliana, molto legata alla sua terra, di cui ama sapori, aromi, materie prime, profumi e colori. Chef apprezzatissimo dalla grande personalità ed esperienza, definito lo chef errante per il fatto che ha sempre girato cucinando in varie parti del mondo. Oltre alla passione per la cucina, lui è un grande artista perché ama scrivere e suonare le percussioni. Benvenuto Peppe Giuffrè. Buonasera chef. Grazie, questa è una presentazione direi come dicono gli americani e io come dire faccio quel copia e incolla, oversize dicono, insomma, è fuori misura. Io sono una semplice persona che cucina, che ama molto, gran conoscitori di detersivi. Tutti i detersivi li conosco tutti perché ancora oggi alla mia veneranda età lavo piatti, pentole, padelle e quindi credo che da lì si parte e io non sono mai arrivato e quindi continuerò a farlo. E poi di fronte a Sua Maestà il Tonno, che l'ho definito sempre così, io non potrò mai dimenticare che la nostra cucina è immensa, ma è immensa perché? Perché ha queste peculiarità, questo discorso di questo, chiamiamolo così, anche maiale del mare, impropriamente e volgarmente, perché vi posso assicurare che il tonno è un pesce molto nobile, è un pesce che ha la sua identità e ha il suo carattere Chef, perché... perdoni solo un momento, chef. Cristina, volevo dirti una cosa, che avremo da oggi una piccola novità. Insieme al nostro cavallo di battaglia, in questo caso è il nostro responsabile della provincia di Trapani, lo chef Peppe Giuffrè, e così come per le altre province che si susseguiranno, avremo l'aggiunta di un altro ospite. Esatto. Perché voglio che si metta a confronto un aspetto importantissimo, quello che è la tradizione, che in questo caso rappresenta in maniera eloquente il nostro grande Peppe Giuffrè,
e allo stesso tempo voglio che si cominci a trattare anche con chef giovani che si apprestano al panorama enogastronomico siciliano. E infatti Appunto. vorrei presentare, così farlo entrare nel nostro gruppo di discussione, un nuovo amico che presenterai sicuramente bene tu, meglio di me. Lo facciamo entrare subito. Francesco Bonomo, chef freelance originario di Marsala in provincia di Trapani, campione regionale miglior couscous 2019 e campione mondiale con la squadra italiana del Couscous Fest di San Vito Lo Capo con il premio miglior couscous giuria popolare. Vincitore del premio Wine Up Expo 2019 di Marsala con un primo piatto tipico della tradizione marsalese. Volevo essere Matarocco, e adesso se sbaglio voi mi dovete correggere, interpretato in chiave moderna. Recentemente ha avuto il riconoscimento come ambasciatore dell'identità territoriale, quindi lo abbiamo già. Francesco Bonomo, chef, benvenuto anche a te. Benvenuto, grazie del vostro invito. Ciao Cristina, ciao Mariano e un saluto particolare al nostro grande Peppe Giuffre. Allora, No, grande di età, no. No, anche come esperienza, dico, No, sei età, una colonna età, portante dell'enogastronomia della provincia di Trapani. Quindi... Grazie, ma io sono... Lo chef Giuffre stava cominciando quindi stava iniziando il suo discorso dalla nostra cucina in maniera appunto da poter poi intercalare quella che sarà l'innovazione portata da Francesco con i suoi piatti. Prego chef, mi perdoni se l'ho interrotto. Ma io ringrazio anche Francesco che è così gentile, proprio mi sta regalando delle forti emozioni, perché ancora non credo di avere fatto grandi cose. Mi rimane, non so se poco o molto, ci tenterò sicuramente. E naturalmente oggi diciamo siamo al cospetto, come dicevo, di un pesce che è straordinario, di un pesce che ha rappresentato per anni, forse per secoli, parte della nostra economia. Perché le tonnare che si calavano all'inizio di primavera, che poi a fine giugno, primi di luglio venivano riportati nei magazzini, insomma erano, come dire, la vita di un'intera isola, piuttosto di gran parte della Sicilia, perché la Sicilia aveva tornare d'andata, tornare di ritorno, tornare da Capo San Vito, per rimanere in tema del nostro vincitore, fino a finire a Marzamemi c'è sempre tonnare, e questo è significativo. Il tonno che presenta 99 stalli, quindi un pesce che ha 99 stalli, che tutti 99 entravano nella nostra economia, allora a quel punto io come cuciniere mi sento veramente piccolo, perché col tonno si facevano i monili, e c'era questa cultura che non era solo la cultura fine a quello che si cucina, ma era una cultura che andava al di là. E io invito un po' tutti, e dico sempre, l'ho detto a Parigi, lo dico qua, lo dirò sempre, non mi stancherò mai di dire: se andate a Favignana, vi prego, visitate la Tonnara Florio, è una delle archeologie industriali più belle al mondo. Oltretutto non trascurate, entrate nella sala Torino. Non ho mai capito perché si chiama Torino, ma questa sala Torino ha le testimonianze di tutti coloro che giostravano attorno a una tonnara, quindi dai tonnaroti a Raiz, a quello che lo metteva dentro la latta, a quello che lo abbolliva, alla signora, a quello che accudiva. Quindi c'è veramente un racconto degno del miglior cunto siciliano, perché noi siamo terra dello storytelling, ora ci dicono. Attenzione, io sono contro l'inglese, però mi hanno detto che funziona e quindi anch'io mi cimento, ma lo storytelling è un cunto, e noi col cunto, che non abbiamo quella tradizione magari che ha Palermo, però anche noi l'abbiamo nella nostra città, e io desidererei fortemente ripristinarlo, riportarlo. Grazie alla cucina ogni tanto io mi cimento con qualche contista a fare qualcosa, ma è una cosa proprio sporadica. Io mi augurerei che diventi un po' il nostro teatro popolare, perché il teatro popolare è quello dove nascono i grandi talenti. Io non lo sono, non lo sarò, però quando a fianco ho avuto delle persone che riescono a raccontare, allora a quel punto
lo testimonia un piccolo filmato fatto male che ho mandato a Carbonetti. Ho mandato questo filmato, lo testimonia questo filmato ha fatto più di 100.000 visualizzazioni. In vita mia non era mai successo, non era mai successo. Chef, visto che ha parlato di questo video amatoriale, diciamo, vogliamo tentare di vederlo? Vediamolo. Molto amatoriale, io mi scuso, chiedo perdono perché è proprio una cosa da vergogna come video. Vediamolo. È una tartar di tonno! La signorina, ci pensi occidentali, la signorina, è lina lina, lina lina, è lina lina, lina lina, i pensi occidentali, la signorina, i pensi occidentali, la signorina, è lina lina, lina lina, è lina lina, lina lina, e ci la morrai, la signorina, e ci la signorina, è lina lina, lina lina, lina lina, lina lina, e ci la vorrai, la signorina, e ci la vorrai, la signorina. E siamo dato nome di Gesù! Olè, a tempo la musica! Cosa dobbiamo dire? Bellissimo, bellissimo, complimenti, davvero. Complimenti. Dobbiamo dire un po' anche il motivo del conto. In questo caso Lina, chi è Lina? Lina è Adunnina, perché da noi, dalle nostre parti, il tonno si chiama Adunnina, è femmina, non è maschio. Sì. E quindi ragion per cui questa, come chiamavano, canto un po' così, che va intersecato, fa i canti dei tonnaroti ai canti di chi poi ne gode, perché alla fine è un po' l'ovazione del pescato, della mattanza, che anche se cruenta ha un suo perché, una sua logica, e viene come dire, questa ovazione che si fa al Rais, perché il Rais è il capo, il Rais sarebbe la più alta figura di una tonnara. E allora a quel punto questo tonno che viene prendo, belli occhi tene e cose varie, se volete la traduzione simultanea me la farà Mario, o se no la faccio io, insomma. Quindi chi belli occhi tene la signorina è Lina ed è un tonno, ce la ramo a cue, o Rais, perché il Rais poi sa come andarla a trattare, a portarla a terra, a venderla, e poi alla fine magari troveremo il nostro buon Francesco che va al mercato e comprerà quel tonno, quella tunnina, comprerà o il vasetto, e lo sapete cos'è? È il rapporto infinitesimale che c'è tra il pescato e l'uomo, che questo è importante perché tradotto mi viene male a dirlo, infatti io l'ho un po' parafrasato, ma in buona sostanza è destinato che se la va a mangiare o viscere a mare. Sì, ma lo diciamo anche noi, chef, è un po' di tutta la Sicilia. Questo dire siciliano, che è straordinario, questo dire, è qualcosa di veramente bello. Se mi permette, Cristina è d'accordo, ovviamente. Io vorrei capire un attimino il pensiero di Francesco, com'è che lui interpreta il tonno nella sua cucina. Ma sicuramente stiamo parlando di un prodotto d'eccellenza. Paragonare, diciamo, questo prodotto ad altri, diciamo, secondo me diventa impossibile. Io nella mia cucina è un prodotto che uso tantissimo. Logicamente nei giorni nostri il bisogno non è più quello di alimentarsi nella sua interezza, ma diciamo avere dei ricordi o il bisogno proprio di emozionare nel piatto. E quindi io uso tecniche magari di cotture che cerco di non maltrattare mai il tonno, perché essendo un prodotto di eccellenza, quindi con cotture anche sul sale o con delle brine poi scottate o con delle cotture a bassa temperatura,
perché io, per quanto mi riguarda, per me la cucina è valorizzazione del prodotto e sicuramente emozionare con ciò che praticamente può essere anche un ricordo, che può essere un profumo, un odore particolare. Bene, E bene. questo è un uso che io Ecco, faccio. Questo, ad esempio, del questa tonno. foto che vedete, questo è un tonno che ho cotto direttamente sul sale, che è tipo una tagliata di tonno e poi con del pistacchio sopra, che poi diciamo ho scaloppato al momento, perché lavorando con la banchettistica cerchiamo pure di fare qualcosa live, e Certo, quindi Ma certo. come si cuoce, scusate, sul sale il tonno? allora, sul sale praticamente è la stessa tecnica che molti usano sul sale dell'Himalaya, ma siccome noi abbiamo il bel sale del Trapanese, io ho lavorato tanti anni a Mammacaura dove c'erano le saline, quindi ci sono questi cristalli grossissimi di sale che io metto praticamente su una padella, ho una piastra a induzione che io la porto a una temperatura anche 200 gradi, dopodiché io metto il pesce sopra. E oltre a essere salutare perché non c'ha grassi, non c'ha niente, si mantiene proprio il sapore della sua interezza del tonno e poi aromatizzo con del timo o dell'origano fresco o delle erbe, diciamo sempre della mia terra. Io certo non posso paragonarmi al maestro Giuffè come promozione No, del mio territorio, ma cerco di fare il possibile. Vai, Ad esempio, questo cos'è? Francesco, lo descriviamo questo piatto che vediamo adesso? sì, questo piatto praticamente mi è stato chiesto di fare un piatto che rispecchiava la provincia di Trapani e la Sicilia, e in questo caso ho fatto una sarda praticamente con una marinatura a secco di poche ore, e poi ho fatto una maionese di bottarga sopra del ricci di mare, del timo limone, e poi sopra c'è del limone bruciato. Erano in tre praticamente che ho fatto un antipasto, e ho voluto, diciamo, portare la provincia di Trapani in un piatto. Che meraviglia! Complimenti. Grazie. Abbiamo altri piatti? Io chiedo alla regia, abbiamo altre cose, a me sta venendo veramente fame, sono davvero molto curiosa. Vai. Io quello che mi piace fare nella mia cucina, spero che il maestro Giuffè può condividere, è quello, diciamo, che ormai non essendo un bisogno primario alimentarsi, ma chi che si siede, il commensale che si siede al ristorante ha bisogno di emozionarsi, di sentire di sé. Io ad esempio, anche quando è stato del couscous che ho presentato nella mia vittoria, l'ho accompagnato con un profumo di limone. Questo è il perché l'ho accompagnato con questo profumo di limone, perché diciamo il mio ricordo era che si mangiava all'indomani, il maestro Giuffè mi può dare conferma di questo, con del limone spremuto, e da lì diciamo io ho inserito questo odore bello, buono, bravo, hai fatto bene Francesco. Di solito noi chiediamo ai nostri ospiti qual è il tuo piatto dei ricordi? Cioè, qual è, oltre a questa bel ricordo che hai messo adesso, ma un piatto che particolarmente ti resta quando eri piccolo, quando lo mangiavi a casa con i tuoi genitori? Io diciamo un piatto che io ci sono molto legato, e io l'altra volta vi ho seguito quando avete intervistato il maestro Giuffè e mi parlava del piatto di pasta di aglia pestata, no? Perché il piatto con l'aglia è fatto pestato. Traduciamo, questo, vi prego, traduciamo. Hai detto, Francesco? Praticamente aglia pestata in un mottaio con del pomodoro, del basilico, a classica pasta con l'aglia in siciliano, giusto? Quindi io avevo questo ricordo di questo piatto e l'ho fatto poi in chiave, una mia interpretazione, non mi piace dire chiave moderna, è una mia interpretazione, e ho fatto questo fagottino con all'interno una consistenza di pomodoro, quindi riscontrando proprio il pomodoro nelle tre consistenze, quindi la polvere, il pomodoro fresco e il pomodoro secco. Poi era su una base di salsa al pecorino, e poi praticamente ho fatto una cialda al basilico e un finto pomodoro con un pesto di mandorla e basilico. E poi qual è la cosa che mi dava il ricordo? Perché io, essendo di origine, diciamo, di contadina, quando la mangiavo a casa, nel periodo di settembre, che era il periodo della vendemmia, c'erano tutte i mazzi di origano appesi, diciamo, nella mia veranda, e io mangiavo questa pasta con questo odore di origano. Quindi ho sviluppato, diciamo, questo profumo di origano che poi io l'ho errorato nel piatto in quella manifestazione, e da lì ho emozionato, ho portato il mio ricordo in quella circostanza,
per far capire, diciamo, ci sono riuscito ad emozionare la clientela. Ecco la mia idea di cucina. Devo dire che ci sei riuscito abbastanza bene, perché con i tuoi piatti ovviamente dimostri la tua preparazione e l'attaccamento alla terra, al territorio. Volevo chiedere una cosa invece al maestro Giuffre. Vorrei vedere intanto i due piatti che ci ha inviato lo chef Giuffre e farceli appunto narrare da lui, perché lo sappiamo, il maestro Giuffre è un grande narratore. Prego, Mamma maestro. mia. Ma questo qua è un piatto semplicissimo, non è altro che una sorta di tonno cotto con un sistema molto, molto arcaico, tradizionale, insomma fatto sulla brace e poi naturalmente c'è questa piccola crudaiola di pomodoro e questa sorta di passata di melenzane affumicate che vengono a sua volta fatte bruciare proprio sul fuoco vivo da carbonella e quindi rappresenta un po' l'espressione di ciò che Francesco diceva poco fa, perché Francesco mi ha emozionato, devo dirgli bravo veramente, perché raccontare il piatto come se stesse parlando di un figlio, di una creatura, è qualcosa di straordinario. Io sono contento, sono molto contento di avere fatto maestro, posso dire una cosa, appuntamento con voi. Per questa cosa sono bravo a scegliere gli ospiti, onestamente. Complimenti perché sentire Francesco parlare in questi termini e non di spettacolo, perché cooking show cooking, come vogliamo, cucina spettacolo tradotto, però la cucina è sentimento, la cucina è amore, la cucina è parlare della propria cucina, ma non spettacolarizzandola, ma bensì facendo provare delle sensazioni. E lei, chef, di sentimento ce ne mette sempre, veramente, all'interno dei suoi piatti. Questo cos'è, chef? Questo è far mangiare il tonno ai bambini. Perché far mangiare il tonno ai bambini? Perché questa qua è quello che vedete davanti, sono delle chips fatte, come dire, la patatina pie, scusate, non si può dire pubblicità, ma questa non è altro che una patatina tagliata con l'affettatrice e fatta al forno a una temperatura elevatissima, in modo tale che si bruciacchia e diventa come se fosse una patata chips, diciamo. A quanti gradi, maestro Giuffre? Io ho parlato di cucina del sentimento, non ho parlato della cucina del termoscanner. No, nel caso volessimo farle, provarle queste chips. 220 gradi, anche 250, non succede niente. La cucina del sentimento è una cucina dove ti dice un po' di sale, un po' di... Non vorrei deludere i grandi, e tra i grandi io direi l'Artusi. L'Artusi è stato quello che con la sua Marietta ha stabilito, era un chimico Artusi, è giusto, è un bancario, mentre Marietta era chi che cucinava veramente. Tutti ormai confondono Artusi come cuoco. E allora, siccome ha deciso di mettere per iscritto le ricette, alla Marietta ci diceva dottore, un po' di sale, ma la Marietta no, per carità, un po', 1 grammo, 2 grammi, 3 grammi, ma Marietta era quella che cucinava, quindi non ha mai pesato il sale. Allora, quindi continuiamo con la descrizione. I bambini sono attratti dalla patatina, per loro è un mousse indissolubile, nel senso che si debbono mangiare la patatina, così con la speranza che guardano che dietro c'è questo tonno fatto sempre ad alta temperatura, ben cotto, che magari mi auguro che domani vengano, come dire, vengano catturati grazie alla patatina di mangiarsi pure il tonno. Non so se c'è il trucchetto. Andiamo avanti con la prossima foto. Di cosa si tratta? Io non ricordo cosa ho mandato. Ah, questo è un maccheroncino, fatto con sotto questa sorta di passata di tonno. Vedete, questa salsetta che c'è giù non è altro che come se stessimo facendo un ragù di tonno e poi passato, e quella che vedete messa all'impiedi è un pezzettino di tonno e poi fatto come se lo stessimo un po' friggendo in maniera semplice. Poi c'è sempre il pomodoro, che per me, specialmente nel periodo estivo, non deve mancare in nessun piatto.
E quando mi dicono che il rosso di sera non si usa, che la salsa non si deve usare, io dico scusate, ma un minuto, vogliamo cancellare decenni o secoli di storia? Il piatto può essere rosso, verde, giallo, arancione, l'importante è che sia buono. Poi se vuoi una cucina dietetica, leggera, magari non esageri con le spezie, con gli ingredienti, quelli pesanti, ma mangiamo a 360 gradi. Io condivido in pieno quello che ha detto. Grazie della condivisione. Abbiamo ingredienti eccezionali e non basta dire assolutamente. Io per ora mi sto interessando di un progetto molto bello. Mi dispiace che lo sto facendo collegato con la Spagna, perché sto lavorando per un'azienda che ha sede a Madrid e che naturalmente mi ha chiesto dei tutorial per il food in box. Diciamo, il food in box per ora impazza e quindi anch'io mi sono convertito e sto capendo che onestamente funziona. Ma funziona perché? Perché se io devo mandare 2 fette di tonno, un mazzetto aromatico, le patate e cose varie, se li metto in box do una grande opportunità a chi la riceve. Una è quella che c'ha la ricetta, c'ha pure il tutorial che magari lo vede sul web, ma la cosa importante è che non fa sprechi, perché lì hai quello che devi mangiare, misurato. Naturalmente poi se sei uno sportivo vai nel piano sport, se sei una persona che ha bisogno di molto carboidrati, allora vai nel piano carboidrati, se vuoi entrare nel mediterranea, ipercalorica, insomma, lì poi entriamo in un mondo che io dico, a me fate cucinare, non mi fate parlare di queste cose. Ma ci sono gli alimentaristi, che è bello, lavorare con gli alimentaristi è simpatico. Certo. Qua invece siamo in presenza delle, come dire, in Spagna le chiamerebbero tapas, in Sicilia le chiamiamo, come le vogliamo chiamare? Levapetitto, apepetitto. Stavo dicendo io, maestro, il classico. Bravo, insomma, noi siamo siciliani, quindi appetizer non ci interessa. Rapepetitto, maestro, rapepetitto. Rapepetitto, sbroglia appetitto, anche in qualche parte della Sicilia sbroglia appetitto. Lì non sono altro che dei pani. Io spesso mi cimento, ho mia figlia che sta a Torino, ora parte per l'estero, che si è interessata molto sui pani. Ha incominciato a fare uno studio sui pani, si aveva aperto un forno, poi niente, non ha potuto continuare, se n'è andato per la sua strada, per queste cose. E mi ha lasciato una grande eredità, mi ha fatto conoscere la panificazione. E quindi questi sono tutti dei pani della salute, io li chiamo, perché c'è uno dietro che è un pane, non è ai 25 cereali, ma neanche ai 7, è un pane tra cereale e tumminia. Questo di davanti è un grano di tenero, è un pancassetta fatto con un grano tenero, non 00, e lì Sua Maestà il Tonno fa da primo attore, perché c'è questa prima parte che è fatta un po' come se fosse un club sandwich, che non è infilzato ma è messo a 2 ed è poi spolverato con la bottarga, o meglio, io da tramanese la chiamo uovo di tonno, perché non vorrei entrare nei meandri della bottarga, mi dirà qualcuno che sta al nord, c'ha bottarghe di Mugine. Ebbene, tenetevela voi, ne chiamiamo uovo di tonno. Mentre quello che c'è dietro poi sono dei pani di vario genere che tutti presentano il tonno, o hanno una piccola mousse di tonno, avranno il pezzettino di tonno sopra, o avranno la famosa ficazza. La ficazza non è altro che tutte le parti del tonno che erano vicino alla spina e cose varie venivano lavorate e estratte in punta di coltello, si mettevano dentro un budello e subivano lo stesso processo dell'uovo di tonno. Oggi purtroppo, dico purtroppo, lo chiamano salame di tonno, ma no, è ficazza. E l'uovo di tonno è diventato bottarga. La tonnina salata sta scomparendo. Peccato, sta scomparendo. La tonnina salata, la buonanima di mia mamma a 80 anni ogni mattina si alzava e mangiava un pezzettino di tonnina salata messa sott'olio.
Buono. Gli dicevo, mamma, questa cosa è salatissima, la pressione. Dice, Solo una cosa, figlio mio, io ho sta campana 80 anni e ghiacciatellina. Ha un fondamento scientifico. È un'altra cosa bella, Un attimo, Giuseppe. un'altra Giuffre. cosa di cui mi lamento. Giuffre, mi Un'altra cosa dispiace di cui mi interromperla lamento un attimo. e spesso Non si fa ho un fermare. ritorno in cuffia, non so cosa sia. Sì, un attimo, siamo noi. Un'altra cosa di cui mi lamento è della bresaola di tonno. Non esiste, è il mosciame di tonno che viene fatto con questa conservazione come se fosse un salume. Ma abbiamo parlato solo di 3 cosette, ma sul tonno c'è il cuore, c'è il polmone, c'è l'albume. Maestro, mi perdoni. c'è- Purtroppo dobbiamo momentaneamente dare la voce un attimo a Cristina, Io perché purtroppo Vai. ho un ritorno di voce. Va bene, allora andiamo a vedere, salutiamo un paio tra voi perché siamo praticamente quasi in chiusura. Venera che ci saluta anche gli chef, grazie Venera. Poi Grande Carbonetti scrive Agostino Palazzotto, buonasera da parte di Fabio Incontrera, buonasera a te Fabio, ciao, buon pomeriggio, buon inizio settimana, complimenti, buona serata Matteo Magro, buona serata anche a te. Grandissimo Peppe Giuffre, il cuciniere, come ama definirsi, colui che rappresenta la vera provincia di Trapani nelle vere eccellenze, complimenti, scrive Andrea Geriri, credo che sia a Londra. Andrea, buon pomeriggio, un caro saluto a tutti voi, siete grandissimi, la Toscana impara con i vostri racconti, un abbraccio a Mariano Carbonetti, Antonio La Barca. Lidia Prestana, buon pomeriggio, questo canto riscalda il cuore, bravi, grazie Lidia. Luca Leonardi, la cucina è passione, siamo pienamente d'accordo, passione, amore, poesia come quella del nostro chef Peppe Giuffre, quella che tra l'altro la poesia che sta mettendo dentro anche il nostro pomeriggio special. Allora, siamo in chiusura. Mariano Carbonetti. Allora, io intanto ringrazio veramente di questo bel pomeriggio passato insieme, questa mezz'ora passata insieme, perché è proprio quello che volevo fare. Volevo riuscire a unire due grandi, una grandissima mente della tradizione. È un ragazzo che onestamente sta facendo la sua pittura. E quindi ci siamo riusciti a parlare di cultura, a emozionare, parlare di bei piatti, farci vedere quanto siamo bravi noi siciliani, maestro mi perdoni, ed è la verità. E in più siamo stati insieme mezz'ora in compagnia. Grazie a tutti ragazzi. Grazie sia allo chef maestro Peppe Giuffre sia a Francesco Bonomo che ci ha tra l'altro anche fatto capire come tradizione e innovazione possono andare insieme di pari passo senza creare troppi conflitti. Sicuramente. Grazie. Il poeta, noi abbiamo avuto un poeta straordinario oggi. Chef Giuffre, grazie per la sua presenza, davvero. Ma io voglio lasciarvi, mi corre l'obbligo lasciarvi in una certa maniera. C'ho queste cose qua. Questi sono dei libri che io ho fatto dedicati al tonno. Questo è un tascabile, è proprio una cosa minima, ma questo è un bel lavoro. Questo è la Sicilia ritrovata ed è che parla delle Egadi. Allora, questi qua io li ho portati per voi. Ditemi come devo fare per farvelo arrivare e sono ben lieto di mandarveli. Anzi, grazie, le faremo che sapere li arricchirò anche. La collana dei tascabili sono 3 e ve li mando tutte e 3. Le riviste magari vediamo un po' come farveli arrivare. Grazie del bene accetto, grande regalo, grazie maestro, questo lo accettiamo veramente con tutto il cuore, grazie. Naturalmente dallo studio qua campagnolo mio non è tutto, perché poco fa si parlava di limoni, bianchetto di Sicilia coltivato da Peppe, insomma, ecco che bei risultati. Straordinario, grazie. È un grosso applauso da parte mia a Francesco, perché è straordinario, è una bella persona. Complimenti Francesco, ti auguro 1000 cose buone e farai molto di più di quello che ho fatto io sicuramente. Grazie chef Giuffre, grazie al nostro maestro e speriamo di averla presto ospite ancora una volta nel nostro pomeriggio special, grazie davvero. Allora, chiudiamo praticamente il nostro appuntamento, Carbonetti. Questo pomeriggio, no Cristina? Visto che bei ragionamenti, bella cultura, mi piace, dai. 2 generazioni a confronto, ma unite dallo stesso amore che è quello per la cucina. Mariano, noi ci vediamo la prossima settimana. Vuoi ricordare velocemente l'appuntamento col quiz? Sì, per il quiz ci vediamo domani. Attenzione tutti alle 10 là davanti perché esce il nostro quiz.
D'accordo. 1200 abbiamo fatto la scorsa settimana, vediamo di superare questo nostro piccolo record. Grazie mille per la vostra partecipazione, grazie. Grazie Mariano Carbonetti, ci vediamo lunedì, grazie mille. Ciao Cristina, grazie a tutti. Ciao e grazie anche a voi per esserci stati anche oggi, per avermi fatto compagnia in questa mezz'oretta insieme ai nostri grandi ospiti. Ci vediamo domani dalle 18 alle 18:30 con la rubrica Nutrizione e Benessere. Grazie Paolo Gatto regia, Marzia redazione, torniamo domani alle 6. Mi raccomando, non mancate, visitate www.iocomprosiciliano.com, il nostro marketplace, e condividete. Sigla, ciao!